Utilizzo un computer e un tablet per realizzare lavori di grafica e materiali per i social. Faccio diversi lavori grafici per la squadra di hockey in carrozzina in cui gioco. Gestisco i profili social di una lega di fantacalcio e di un bed and breakfast. Ho iniziato queste attività soprattutto grazie al mio educatore. Poi mi sono appassionato, ho iniziato a creare contenuti e non mi sono più fermato. Ti è sempre piaciuto disegnare fin da bambino? Che riuscivo a disegnare alle mani. Poi purtroppo con la malattia non ho più potuto e per un paio di anni non ho disegnato. Poi ho scoperto sul computer culturale e sono riuscito a disegnare di nuovo. Tutti mi dicono che metto nei disegni dei bei colori vivaci e che stanno bene nel contesto del disegno. Sono un grandissimo appassionato di cinema e fotografie. A me la fotografia piace soprattutto in bianco e nero. Mi piace trasformarla, elaborarla e con particolari programmi trasformarla in dipinto. Che non è che lavoro su una tela come un pittore, ma come un click, dopo comunque alla fine è mia. L'arte terapia mi ha insegnato una cosa fondamentale, comunicare attraverso l'immagine. Fin da piccolo la mia passione era disegnare, quindi sono andato a fare un liceo artistico e mi sono diplomato. Ho studiato grafica pubblicitaria. Nel mio percorso di studio ho realizzato molti loghi, locandine e anche maglie sportive. Sto realizzando un gioco di carte e io realizzando queste carte esprimo me stesso con la grafica. Dopo il diploma all'Istituto d'Arte ho continuato ad esprimermi con il disegno, con qualche incursione nella progettazione dei gioielli. Ho avuto l'opportunità di fare mostre, calendari e concorsi. Uso il computer con un simulatore di mouse che sfrutta i miei movimenti residui. Lavorare insieme è stato stimolante. Ognuno ha contribuito con le sue idee e i suoi punti di vista. Far parte di un gruppo è bello, anche perché ci si conosce di più. Quando ti esprimi attraverso forme e colori o immagini elaborate, entri in contatto con una parte interiore di te, libera, che ti apre un mondo in cui vivi sensazioni che ti fanno stare bene.
iniziato alle superiori a disegnare. Per molti anni ho usato la matita. Adesso non riesco più a usare la matita e quindi mi sono buttato dal figurativo all'astratto. E lavorare in gruppo è un modo per stare insieme che è anche uno stimolo per creare. Dipingere che mi tiene vivo è come respirare.